Allora, in buona sostanza ci troviamo in una regione dove da una parte e dall'altra, e abbiamo anche il piacere di avere chi, in qualche modo comunque della lista Moretti, perché avevamo anche la candidata del PD, però non è potuta venire all'ultimo, ci ha detto che non poteva venire, per cui è stata invitata, che appoggiano comunque delle forme di autonomia più o meno marcata, eccetera. Più o meno marcata, esatto. Marcata, più o meno marcata. Mi sta bene questa definizione. E poi abbiamo anche l'indipendenza. Noi siamo rimasti al punto in cui lei si è preso le difese proprio dell'indipendenza veneta e è stato convocato a Roma dalla consulta. Cosa è successo a quel punto? Sì, tutto nasce il 12 giugno del 2014, quando il Consiglio regionale approva la famosa legge 16 sul referendum per l'indipendenza, un referendum che ha un quesito molto chiaro, dice: vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Tema chiarissimo, tema conosciuto. L'8 di agosto il governo Renzi impugna la legge e io nei termini previsti ho dispiegato un atto di intervento ad opponendum, cioè contro la impugnazione che ha fatto il governo. E lei si è preso come avvocato? Sì, come legale in questo caso, sì. Nell'interesse di Indipendenza Veneta, che è l'autrice di questa proposta, che è quella che l'ha in qualche modo portata in regione e ha spinto perché venisse approvata. Il 28 di aprile, quindi una settimana fa, c'è stata la discussione avanti alla Corte Costituzionale, e la quale dovrà decidere in ordine alla legittimità di questa legge. Che sensazione che... Ma guardi, io non sapevo come iniziare il mio intervento davanti alla Corte, poi mi è venuto in mente quello che ha detto De Gasperi nel 10 agosto 1946 a Parigi, quando è andato da perdente, è andato a rappresentare l'Italia. Ho detto, prendendo la parola: sento che tutto mi è contrario tranne la vostra personale cortesia di ascoltarmi. Ho detto questo, però in effetti attendevano moltissimo il mio intervento, perché già da quando la relatrice ha illustrato il testo della legge, come avviene per tutti i procedimenti, si capiva che in quell'aula la parola indipendenza veneta era come un sacrilegio, una bestemmia in chiesa. Poi in realtà si parla di diritto, si parla di legalità, di diritti inviolabili, che in fondo è quello che noi volevamo sostenere e quello che sosteniamo anche come progetto politico. E ho detto ai giudici che io non ero lì a difendere l'indipendenza, ma qualcosa di più importante: il diritto dei veneti, del popolo veneto, di esprimersi sul tema dell'indipendenza. Un diritto che anche la Costituzione all'articolo 21 tutela, un diritto che a nostro parere, e in base anche all'esperienza di altre realtà analoghe a quelle del Veneto, la Scozia, come si ricordava anche prima, ha votato, e ha votato il popolo scozzese, non ha votato tutta la Gran Bretagna, sull'autodeterminazione ai fini dell'indipendenza della Scozia. Quindi un diritto estremamente importante, che non dovrebbe essere avversato da uno Stato che si dichiara democratico. Tant'è vero che, come noi, poi oltre alla Scozia c'è la Catalogna. Quindi impedire al popolo veneto di votare, quindi di rispondere a questa consultazione per via istituzionale in modo pacifico, mi è sembrato una cosa grave. Io mi ero preparato una relazione tecnica, perché davanti alla Corte bisognava illustrare le ragioni di diritto. Fatto che è accaduta una cosa curiosa, come ha riportato la stampa, che abbiamo scoperto mezz'ora prima della chiamata del nostro processo, io e anche gli avvocati che hanno difeso la Regione, che c'era una memoria dell'Avvocatura dello Stato che diceva delle cose veramente inaccettabili, offensive, come io ho detto. Infatti ho rivoluzionato il mio intervento e sono partito da quelle, dicendo alla Corte che non si poteva essere così maltrattati, addirittura con diciamo, un pregiudizio che era tutto campo. Sostanzialmente si diceva che un movimento di opinione come il nostro, quindi come Indipendenza Veneta, che si batte per un diritto, poi alla fine finisce tra gli scontri e le cose e la violenza. Quindi la paura sostanzialmente, proprio perché ma è dall'Avvocatura dello Stato, che non conosce né la questione né il tema. E poi si è detta un'altra cosa, dottoressa, molto grave, che la democrazia sarebbe a rischio dalla chiamata alle urne. Questa locuzione, chiamata alle urne, in chiara assonanza chiamata alle armi, è una cosa veramente inaccettabile. Volgare. Questo Stato è sordo, non ha capito che questo territorio ha scelto la strada del cambiamento radicale, che è l'indipendenza, per via democratica.
istituzionale e pacifica, ed è questo che fa paura. Io lo sostengo sempre, ormai l'ho anche scritto in un saggio che parla dell'autodeterminazione. Questo è uno Stato baro che ha paura di una realtà come quella Indipendenza Veneta, che si batte utilizzando la legalità che lo Stato calpesta. Questo è il punto, che lo Stato calpesta a danno di tutti noi, dei cittadini, di chi ci ascolta, in ogni livello, da quello della fiscalità. Il principio della capacità contributiva è violato tutti i giorni, il debito pubblico, se no come sarebbe nato? Allora c'è una consuetudine ad avversare e a calpestare la Costituzione. Nel momento in cui c'è qualcuno che ha avuto l'intuizione di utilizzare quella legalità che lo Stato calpesta, lo Stato non sa più cosa fare, è perdente. Vorrebbero loro che noi fossimo nell'azione verso l'indipendenza per via democratica e istituzionale un problema di ordine pubblico, ma non glielo diamo sto vantaggio qua. Questo è il cambiamento culturale, non il passaggio da chi ha professato l'indipendenza ad azioni di trattativa con uno Stato che è fallito. Devono pronunciarsi se il tanco poteva ferire. Ma io do per scontato che comunque la Corte Costituzionale lo dichiarerà illegittima la legge, ci mancherebbe. Pensi che la Corte Costituzionale, come definizione tecnica, è organo di chiusura politica dell'ordinamento, che non può che abbatterla. E noi cosa facciamo allora? Mi aspettavo la domanda da lei, visto che sta imparando la distinzione tra autonomia e indipendenza. Noi riscriveremo la legge, in Consiglio regionale riscriveremo la legge, la faremo senza i 14 milioni vergognosi di spesa a carico dei privati, la faremo con la spesa a carico dell'erario, che siamo sempre noi, quindi non c'è nulla, in modo immediato, e se fosse impugnata come è avvenuto nuovamente, indiremo comunque il referendum. Questa è la forza della democrazia, indire il referendum laddove lo Stato sbaglia impedendoci di esercitare un atto di democrazia, fare ugualmente il referendum. Quello che non è riuscito, non ha avuto il coraggio, non ha la capacità di fare Zaia, per questo non ci siamo alleati con lui e per questo subiamo oggi le attualità, una scelta di creare una lista civetta, la lista del cuculo, che si chiama Indipendenza, e nel momento in cui l'ha presentata Indipendenza Noi Veneto con tutta una serie di scritte, in realtà ha detto io vorrei lo statuto speciale per il Veneto come il Trentino. Bella coerenza. A me è piaciuto molto preso atto del fatto che c'è stata una certa demonizzazione, no? Certo. Ed è una cosa estremamente sgradevole, questo vale per tutti, perché quando si demonizza le situazioni, in questo caso io penso che i cittadini veneti l'abbiano capito da quando è successo il fatto famoso del tanco, lì è stata la cosa del carro, perché un trattore vestito però è una cosa molto vecchia e sgradevole, però questa denigra diciamo un po' ecco, siccome questo vale anche nei partiti. Comune. Scusa, allora qui abbiamo delle persone che hanno travestito un trattore, ma non assimiliamo le due cose, non c'entrano nulla, ma c'entrano nulla. Però ci devo dire una cosa, hanno fatto carcere, poi 2 mesi fa uno spacciatore qua a Padova, un libico, accoltella 2 carabinieri e viene rilasciato dal giudice il giorno dopo perché è ritenuto non colpevole. Questo è il paese che viviamo. Io vorrei dire una cosa, non è tanto quello che è importante che iniziamo a ragionare è di utilizzare lo strumento dei referendum, cioè noi siamo per un referendum che non abbia la necessità di un quorum, in modo che uno spera che qualcuno non vada, in modo che le cose restano come sono. E gli italiani non vanno. Sperare di avere il referendum come già hanno in Svizzera, dove vai a chiedere alla popolazione su certi argomenti si vada a esprimere. Questo cos'ha di bello? Che nel momento che si sa che non c'è un quorum necessario, tutta la popolazione si informa di quello che sta succedendo, dice la sua e comunque va a sentire il dibattito, in questo caso autonomia, indipendenza eccetera, entrerebbero nel merito. Sì, ma anche dei referendum sono stati bocciati dalla consulta purtroppo, quindi però anche lo strumento del referendum. Dobbiamo fare nostro lo strumento del referendum e oltretutto una volta che l'abbiamo fatto nostro come acqua bene comune magari non calpestarlo, perché sta succedendo questo, perché il popolo si è espresso, il popolo, dice la Costituzione, è sovrano, ma evidentemente delle volte se lo dimenticano, perché assolutamente. Io sono d'accordissimo, se posso dire solo su questo fatto, per me è scandaloso. Pensatevi, noi abbiamo in lista con noi, c'è una delle 4 liste, è la lista Mestre Venezia 2 grandi città, il cui obiettivo è la creazione di 2 entità amministrative nell'ambito del Comune di Venezia o di addirittura 2 comuni. Pensatevi che Bruxelles, dove io lavoro da tanti anni,
ha 19 comuni su una popolazione di 1.200.000 abitanti. Vi garantisco che non occorre il passaporto per passare da un comune all'altro. E noi ci facciamo problemi di dare un'identità non solo a delle realtà molto diverse l'una dall'altra, è un grande problema, talmente grande che noi non indiciamo il referendum, è uno scandalo, perché sono state raccolte 9.000 firme. Lo ricordo, e noi siamo veramente fieri di avere questa lista con noi perché vogliamo la libertà e sono d'accordo. Possibile che in Svizzera tu a ogni momento decidi di vuoi fare un ponte e ti dicono te cittadino decidi, avrai tot euro in più da pagare, se vuoi lo facciamo, se non vuoi non lo facciamo, se lo facciamo ti chiederemo quello. È democrazia, come sarebbe democrazia quello di indire i referendum, invece hanno paura della democrazia, quello del referendum sull'indipendenza, ci riempiamo la bocca di Europa, in Scozia si fa, da noi non si può fare, ma che razza di Europa è questa allora, no? Dove ci sono regole diverse? Qual è il confine tra rispetto alla Costituzione e demonizzazione e non dare la voce al popolo? Qual è ecco, io credo che sia stato detto poco fa da Morosin, no? La cosa che a me turba nell'ambito della vita, no, di questo paese è che il primo soggetto che non rispetta la Costituzione è lo Stato, perché se noi guardiamo il titolo quinto, che lo vogliono adesso modificare, e credo che chiunque anche del PD lo possa confermare, il titolo quinto hanno fatto di tutto per non applicarlo, c'è l'articolo 116 che sarebbe stata la geometria, il federalismo, geometria variabile, voi della regione sapete, no, che hanno fatto di tutto per impedire che venga applicato e che avrebbe per esempio permesso, fra le altre cose, di dare una autonomia, come per la sanità, nessuna cosa, nessuno scandalo, una roba semplice, l'istruzione a livello, competenza a livello regionale. Noi facemmo all'epoca degli studi, dovremmo aver avuto dei vantaggi enormi, perché siccome la pubblica amministrazione nostra costa di meno mediamente di quella nazionale, con una forma, diciamo, di federalismo nell'ambito dell'istruzione si sarebbero liberate risorse con un aumento notevole del PIL e quindi con l'aumento notevole dei posti di lavoro. Quindi, concludendo, la cosa che turba non è tanto quella gente che chiede referendum, democrazia e rispetto delle regole, ma chi, che dovrebbe dare il buon esempio, queste regole costituzionali non le rispetta, sono nomi e cognomi, gente che lavora nei ministeri e che poi alla fine, diciamocelo chiaramente, hanno a che fare con dei politici di tutti i colori, magari che non sono molto preparati, non studiano e quindi alla fine vincono i burocrati e questo non va. Questo, lo dicevano i filosofi greci, porta alle dittature. È scritto e difatti vediamo l'Italicum che va esattamente in direzione opposta alla democrazia, se non sbaglio. Chiaro. La battuta a Morosin poi in pubblicità, cosa doveva dire? In relazione alla decisione della consulta io mi auguro che arrivi prima del 31, perché non si sa quando depositeranno la sentenza, può essere 2 o 3 settimane, io spero che avvenga prima del 31, così il popolo veneto saprà come rispondere alle elezioni del 31 maggio. Siccome sarà sfavorevole io temo che la diranno dopo, perché in Italia nulla viene a caso, nulla, quindi probabilmente hanno paura di una reazione che sul piano del consenso io credo sarà dilagante. Indipendenza Veneta non è una presenza marginale in queste elezioni. Trovo anche scandaloso che il presidente Morosin non sia stato invitato per esempio a Porta a Porta, il fatto di non ascoltare tutti i candidati. Qui c'è democrazia, da altre parti non c'è. Comunque poi vorrei rispondere al giornalista che aveva posto... il giornalista, il nostro imprenditore. Allora, diamo pubblicità, così ci togliamo sto peso, poi risponde anche a Sposato e poi sento anche Panto. Pubblicità.